È stato un 2015 di forte crescita per il turismo nella Marca trevigiana. Nel Veneto, leader della classifica delle regioni più turistiche d'Italia, che ha registrato una media di più 6,1% di presenze rispetto al 2014, la provincia di Treviso ha segnato un più 7,2%, piazzandosi al quarto posto tra le province con il maggior tasso di incremento. Se si esclude il bellunese, che gode del fascino naturale delle montagne, Treviso in termini di crescita raggiunge addirittura il terzo posto tra le città d'arte, preceduta da Verona e Padova, e davanti a Venezia, che resta comunque per numero di presenze la più visitata in Veneto. Segnali positivi che fanno ben sperare l'economia turistica trevigiana, grazie anche a una crescita diffusa in tutto il territorio provinciale e non solo nel capoluogo. Al di là che nelle città d'arte principali, tipo Treviso città, c'è una riduzione del turismo d'affari e si sta cercando di implementare, questo sta accadendo dai numeri, il turismo leisure. Quello che secondo l'impatto che abbiamo avuto anche con il target straniero è quello del turismo dedicato alla pedemontana, al territorio, perché è potenzialmente un turismo dove si può offrire la settimana di vacanza, la vacanza breve, e secondo me lì bisogna investire. Chiaro, in equilibrio di cose, per non superare, come sta succedendo in altre situazioni, l'offerta che poi supera la domanda, e questo parla di strutture ricettive. Grande spinta alla crescita delle presenze nella Marca viene proprio dal comprensorio del Prosecco, dove grazie anche alla promozione delle rassegne enoturistiche come Primavera del Prosecco si sono registrate oltre 328.000 presenze nel 2015, circa il 19% del totale provinciale, numeri su cui ora è importante saper investire. Prendere intanto questa opportunità per rimettere in sesto anche qualitativamente il territorio, riunire il territorio in maniera più consona, e intendo dire distribuzione dei ruoli e dei compiti, soprattutto perché ognuno deve fare delle cose per cui è portato e secondo il proprio mestiere. Tre, cominciare a comunicare sempre più. Io dico sempre che i francesi sono in questo maestri, dobbiamo superarli, dobbiamo raccontare quello che siamo, quello che abbiamo e soprattutto raccontare il nostro territorio con i suoi splendidi prodotti. E comunicazione è la parola chiave su cui sta investendo il Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso, che dall'anno scorso ha iniziato un percorso per la promozione del territorio attraverso i blog tour, sfruttando i nuovi linguaggi della comunicazione. Abbiamo quest'anno 4 incontri con i blogger e credetemi, un successo enorme. È la modernità e il modo nuovo di proporsi e di comunicare. Per cui credo che la comunicazione sia fondamentale. Spesso abbiamo, e non parlo di un campo specifico, limitato quello che facevamo all'iniziativa, ma poco lo abbiamo comunicata. Questo è stato lo dobbiamo fare. Investire. C'è un'opportunità che è quella dell'imposta di soggiorno, va sfruttata e colta in questo senso.